Allora, eccoci qua, parlavamo della svolta green, no? che tanti appunto la odiano, perché è stata un po' un boomerang pazzesco, sembra quasi studiato a tavolino per andare a degenerare certe situazioni. Ci si immaginava che sarebbe stata un bagno di sangue. Come la vede? Perché tanti obblighi, tempi tutto sommato comunque stretti e una grande impreparazione ad affrontarla, insomma, logica impreparazione. Purtroppo non va detto che sia la causa della situazione economica, però in un momento di difficoltà come quello di oggi dell'economia è più difficile perseguire gli obiettivi legati alla transizione green, alla transizione verde, che sono stati posti in modo un po' troppo forte, un po' troppo sbrigativo probabilmente, o almeno alla luce col senno di poi, quindi sicuramente non sono oggi un fattore che ci aiuterà. Certo che è anche vero che questa transizione prima o poi bisogna cominciarla, bisogna avviarsi, gli investimenti necessari sono molto grandi e passare a una vera transizione è molto costoso, quindi sarà difficile. Ma che però, perché poi alla fine si cerca di risparmiare da una parte risorse, eccetera, dall'altra se ne dissipano a più non posso. Le persone ormai hanno capito i meccanismi, ok? Vai avanti con l'energia elettrica, tanto la produci con fonti fossili, perché noi non è che abbiamo le cascate del Niagara che ci producono energia idroelettrica o che cosa. Vai a sfruttare territori comunque che sono dietro l'angolo per avere risorse tu, oppure ci crei una centrale nucleare tra 15 anni se tutto va bene, cioè alla fine. Guardi, è un dibattito molto politico, che di volta in volta una parte piuttosto che l'altra tira dalla sua parte. Ci coinvolge. Quello che io vorrei dire da imprenditore, e comunque anche da padre di famiglia, è che comunque in quella direzione dobbiamo andarci, perché stiamo distruggendo il pianeta. Le temperature continuano ad alzare, ogni anno è l'anno più alto, con le temperature più alte della storia. Qualcosa bisogna fare, è necessario, si può fare. È evidente che obbligare tutte le auto ad avere un motore elettrico non è la soluzione, è una delle soluzioni, è una delle cose che possiamo fare, ma ci sono energie rinnovabili da potenziare, ci sono investimenti da muovere, ci sono snellimenti burocratici a tutti questi processi da mettere in atto, c'è un nucleare da sbloccare, o meglio da far andare avanti, forse 5-10 anni avremo questi mini reattori puliti come vengono definiti. Di sicuro in questa direzione ci dobbiamo andare. È chiaro che quando le cose sono più difficili è anche più difficile tenere la barra dritta e continuare a guardare gli obiettivi di lungo termine. Purtroppo è una situazione che oggi è un po' complicata anche per quello. Perché lei diceva non far riferimento ai mercati tradizionali, quale può essere la Germania o altri paesi europei, perché anche quelli non danno grandi garanzie, ma verso quali mercati ci potrebbero essere dei segnali a cui agganciarsi, oppure guardare con lungimiranza o avvicinarli? Gli Stati Uniti ovviamente restano un mercato straordinariamente importante per l'Italia, e io credo che con Trump, nonostante i dazi, continueranno a essere un mercato di sbocco importantissimo e anzi forse potrà anche crescere. C'è tutto il sud-est asiatico con dei paesi che oggi che fino a poco tempo fa non conoscevamo marginalmente, come l'Indonesia, ma sono mercati con centinaia di milioni di potenziali clienti, piuttosto che la stessa Cina, anche se lì i consumi sono in calo, l'India. C'è un mondo che si sta aprendo. Il nostro piccolo mercato europeo è in contrazione, ma c'è un mondo che sta crescendo e che cresce a ritmi veramente superiori a quelli che noi immaginiamo. Per le aziende del settore, questo potrebbe essere, non so, strategie malmoda, diciamo, parlare su se stessi, o certi prodotti di nicchia, ma quelli del terziario, il settore terziario, oppure altri ambiti, metalmeccanica per conto terzi e quant'altro, come possono agganciare questi mercati? Per fornire cosa? È chiaro che un terzista, io ho 2 aziende di subfornitura, è chiaro che noi facciamo fatica a offrire i nostri servizi in Nord America. E come voi tanti altri, perché voi siete per forza, ovviamente noi abbiamo dei limiti geografici per un'azienda di un tipo, per l'altra un po' più ampi, e di convenienza economica. Quando i trasporti costano più del servizio che tu offri, ovviamente non sei competitivo, quindi non hai grandi. Però tutti quelli che hanno un prodotto, che hanno un brand, che hanno delle prospettive di espansione del proprio mercato devono, e so che i nostri colleghi padovani lo fanno, ci sono mercati, il Canada, il Sud America, ci sono tanti mercati nuovi dove spingere. La stessa Europa ancora ha dei margini di crescita, l'est europeo, ci sono le repubbliche baltiche, ci sono tanti mercati che non sono i classici tradizionali, dove c'è spazio per la crescita. Quindi bisogna perseguirli in modo attivo, in modo costante, continuo, in modo
professionale. Ovviamente le grandi aziende sono favorite in questo rispetto alle piccole e noi rappresentiamo le piccole e medie imprese, però a livello di internazionalizzazione c'è tanto che si può fare. Simest per esempio mette a disposizione tanti fondi per supportare l'internazionalizzazione, per fare una fiera, per fare un investimento, per aprire una filiale all'estero, cioè ci sono tanti strumenti che vanno conosciuti e in questo Confappi Padova si mette sempre a disposizione dei propri associati e dei futuri associati per aiutarli a raggiungere questi mezzi e questi strumenti che sono assolutamente preziosi. Infatti questo è importantissimo. Settore invece legato alle costruzioni come sta andando? Perché là da un punto di vista abbiamo anche il PNRR che sta muovendo molto, siete coinvolti in Guarda, io pensavo che dopo il 110%, con la fine del 110% ci fosse un crollo. Non credo ci sia ancora questo crollo, non sono un esperto del settore, ho molti amici nel settore che non sono dispiaciuti e continuano a lavorare, continuano ad andare abbastanza bene. Poi a livello nazionale ovviamente le dinamiche forse sono un po' più difficili. Nel nostro mi sembra di poter dire che il settore sta tenendo. Questo è già importante. Voi come associazione di categoria siete state l'unica o tra le poche, adesso non ho tutta la panoramica, magari non saprà dire lei, che si è mostrata favorevole all'IRAP, a queste aliquote dell'IRAP. Ci spieghi perché e che cosa rappresenta per le aziende? Il tema scotta, ma è giusto parlarne. Va detto che il Veneto è una delle 2 regioni, mi pare in Italia, con una pressione fiscale più bassa, se considero IRPEF e IRAP. L'IRPEF riguarda il reddito delle persone fisiche, l'IRAP il reddito delle aziende, quindi nel loro complesso nel Veneto l'imposizione fiscale è fra le più basse d'Italia. Senza l'addizionale IRPEF in questi anni la regione non ha chiesto 16 miliardi ai cittadini, che avrebbe potuto chiedere. L'aumento di IRAP di cui stiamo parlando è basso. Io sono un imprenditore, non amo pagare troppe tasse, non mi piace pagare più tasse e rinunciare ai miei margini, però va anche detto che c'è una responsabilità sociale che gli imprenditori hanno. Io ce l'ho tutti i giorni nei confronti dei miei dipendenti, a cui ho dato per 2 anni consecutivi un aumento importante, nonostante la crisi e la difficoltà del momento, verso le loro famiglie, e io credo che nel momento in cui questi fondi che la Regione ci chiede vadano destinati a sviluppo del produttivo, a educazione, sanità, formazione, a beneficio nostro della Regione Veneto, non mi sembra bello che le imprese si tirino indietro, quindi noi ci assumiamo le nostre responsabilità, come diceva lei prima, e sosteniamo questo piccolo incremento per un fine migliore, più alto. Ecco, voi avete fatto tra l'altro 2 conti, i conti della serva, no? Per dire quanto questo piccolo incremento andrebbe a pesare per ogni lavoratore, se non sbaglio, no? Diviso insomma, ed è molto marginale insomma. Dipende un po', si parla, se guardiamo esercizi piccoli come che ne so, un bar, un negozio, sono numeri davvero nelle decine di euro, magari un'azienda che ha un reddito e un fatturato importante paga di più. Però è commisurato all'imposizione fiscale che c'è in Italia, nelle altre regioni, è comunque uno sforzo limitato che noi ci siamo sentiti di sostenere. Evidentemente, come ripeto, a nessuno piace pagare più tasse in un paese dove già ne paghiamo tantissime, però se questi fondi rimangono in Veneto, dove la Corte dei Conti ha detto che i fondi sono amministrati meglio che nelle altre regioni, quindi sono amministrati bene, e ben venga. Vogliamo l'autonomia? Credo che quasi tutti, no, credo. C'è stato un referendum 7 anni fa che ha detto che il 98,1% dei votanti, che erano il 60% della popolazione, si sono pronunciati a favore dell'autonomia. Allora, se questi soldi riusciamo a gestirli nel Veneto, per il Veneto, io credo che gli imprenditori non si tireranno indietro. Visto che lei è imprenditore, ha gestito come manager anche delle realtà molto importanti, multinazionali, insomma adesso è alla presidenza di un'associazione di categoria rilevante, strategica. Come spiegherebbe a chi ci ascolta che imprenditore invece non è, o anche imprenditore, vorrebbe fare ma non riesce, queste retribuzioni così basse? Perché? E come eventualmente cercare, perché ci sono tutti i welfare, c'è tutti i benefit aziendali eccetera, però alcuni non riescono a farli innescare e i lavoratori molte volte ci seguono, ci scrivono, insomma non vivono bene. Guardi, io personalmente ho una posizione mia, ovviamente poi quando le aziende va bene è più facile portare avanti questo tipo di posizioni. Io cerco di dare ai dipendenti delle mie aziende delle condizioni che li soddisfino.
A, perché serve che questi lavoratori restino in azienda, B, perché voglio che siano felici di lavorare in queste aziende, che le loro famiglie siano serene, che non abbiano patemi a fine mese per pagare il mutuo, la scuola dei figli, l'istruzione, quindi però sono bravi tutti a dire queste cose, poi bisogna farle. Il grande problema è la competitività. Le nostre aziende purtroppo non sono particolarmente competitive perché ci sono una serie di condizioni che ci mettono in grande difficoltà, per cui il costo del lavoro è già altissimo. Per dare 2.000 euro a un dipendente netti devi spendere a livello azienda più del doppio, perché con tutto il sistema di imposizione fiscale c'è un prelievo altissimo. Il costo del lavoro è altissimo, siamo poco competitivi, è chiaro che aumentare le retribuzioni mette in difficoltà le aziende, però è una strada obbligata, noi non possiamo pensare di avere dipendenti che non arrivino a vivere degnamente, a sostenere le loro famiglie, devono arrivare al lavoro sereni, con la convinzione, l'ottimismo e la fiducia che abbiamo anche noi imprenditori, per cui credo che sia un sacrificio che l'imprenditore non può non fare. E tocchiamo il discorso risorse. Risorse giovani, capaci, intelligenti, intraprendenti vanno all'estero, è un dato di fatto, abbiamo un fiume che praticamente va via, che perdiamo, o all'estero oppure nella limitrofa Lombardia dove ci sono delle attrattività interessanti in termini reddituali. Siete ancora alla ricerca in generale come aziende di risorse, di persone? C'è ancora la famosa ricerca di persone che non si trovano? Guardi, dico la verità, in questo momento qualcosina si trova, ma non è un bel segno evidentemente. Perché ci sono stati licenziamenti. Nei 10 anni precedenti abbiamo fatto grande difficoltà a trovare manodopera qualificata, quindi spessissimo abbiamo inserito manodopera non qualificata, spessissimo proveniente da paesi vicini all'Italia, che magari non conosceva l'italiano e quindi li abbiamo aspettati, gli abbiamo insegnato la lingua, li abbiamo aiutati ad avere il permesso di soggiorno, la cittadinanza, un lavoro, una formazione e quindi abbiamo sopperito alle mancanze internamente. Oggi c'è un'offerta un po' superiore rispetto al passato perché purtroppo è un momento complicato, c'è cassa integrazione, ci sono licenziamenti, ci sono chiusure, ci sono molte aziende in difficoltà. Non è un bel segno purtroppo e non è la soluzione. Nel medio-lungo termine il calo demografico che stiamo vivendo continuerà a portare le sue conseguenze e quindi avremo poca manodopera e poca manodopera qualificata, quindi è un problema sospeso forse per qualche mese ma che poi tornerà, appena l'economia riparte, tornerà nella sua gravità. Senza manodopera qualificata non si riesce ad essere competitivi alla fin fine per prodotti e servizi perché c'è poco da fare. Certo. Perché molti avevano delocalizzato nell'est Europa, poi sono tornati indietro perché la manodopera non era all'altezza delle preparazioni della nostra, giusto? Certo, questa è una delle grandi domande a cui dobbiamo rispondere quando pensiamo al futuro dell'economia e dell'industria in Italia. A questi fattori di competitività che ci mancano si aggiungono difficoltà oggettive, quindi non è un momento facile. Se io penso all'industria dell'auto, se io oggi fossi un imprenditore del settore auto, davvero avrei delle grandi incertezze sul futuro, dove dirigere gli investimenti, gli sforzi, le attenzioni. È un momento complicato e bisogna tenere la barra dritta, non è facile. Allora, in bocca al lupo, assolutamente, tanti auguri a tutti quanti a lei, a tutta l'associazione di categoria, naturalmente di Buon Natale, grazie Marco Trevisan, Presidente di Confapi Padova, grazie a voi di averci seguito, come sempre la puntata la rivedete nel nostro sito e poi su YouTube. Buon proseguimento, a domani. Grazie.